Ben 18 chilometri di meravigliosa costa rocciosa, sovrastata da una catena di monti paralleli al litorale e arricchita da preziose spiagge, baie e fondali profondi, ma anche terrazzamenti coltivati a vite e a olivo, con i tipici antichi muretti a secco. Benvenuti nell'area marina protetta delle Cinque Terre. Frastagliato tratto di costa della riviera di Levante, le Cinque Terre sono gioielli incastonati tra Punta Mesco e Punta Montenero, in provincia della Spezia. Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola e Rio Maggiore, partendo da est, sono gli incantevoli paesi che godono di questa posizione privilegiata sul Mar Mediterraneo. Il litorale è un susseguirsi di speroni di pietra a picco sul mare, minuscoli lidi e anfratti meravigliosi. Piccole e legate a ogni borgo della zona, le spiagge delle Cinque Terre sono rinomate per essere strette e ciottolose, ma se i sassi non fanno per voi non preoccupatevi. Potete optare per Monterosso, dove troverete un arenile di soffice sabbia. Gli sportivi saranno più interessati ai rinomati sentieri delle Cinque Terre, per secoli unico collegamento tra un paese e l'altro, che si sviluppano per più di 120 km e permettono di visitare tutto il territorio. Istituita nel 1997, l'area marina protetta delle Cinque Terre comprende due zone A di riserva integrale e due zone B di riserva generale, a Punta Mesco e a Capo Montenero, che vantano una ricchezza e una varietà straordinaria di specie animali e vegetali. La finalità di queste zone di riserva è quella di tutelare e valorizzare le caratteristiche naturali, chimiche, fisiche e della biodiversità marina e costiera, anche e soprattutto attraverso interventi di recupero ambientale, avvalendosi della collaborazione del mondo accademico e scientifico. Per queste ragioni sono costantemente realizzati programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica nei settori delle scienze naturali e della tutela dell'ambiente, con l'obiettivo di assicurare la conoscenza sistematica dell'area, ma anche per la promozione di uno sviluppo sostenibile dell'ambiente, con particolare riguardo alla valorizzazione delle attività tradizionali, delle culture locali, del turismo ecocompatibile e alla fruizione delle categorie socialmente sensibili. In questi anni il Parco Nazionale e l'area marina protetta delle Cinque Terre, che dal 1999 sono entrati a far parte del Santuario dei Cetacei, hanno attivato una serie di progetti con numerose aree marine protette italiane ed europee. Il Santuario dei Cetacei nasce nel 1999 grazie a una collaborazione tra Francia, Costa Azzurra e Corsica, Principato di Monaco e Italia, Liguria, Toscana e nord della Sardegna. L'accordo è stato poi ratificato dall'Italia con la legge numero 391 del 2001. Il santuario è stato inserito nella lista delle aree a protezione speciale della Convenzione di Barcellona e pertanto è riconosciuto da tutti i paesi del Mediterraneo. Queste aree nazionali e internazionali, che si estendono per 87.500 km², sono caratterizzate da condizioni ambientali peculiari che hanno consentito l'instaurarsi di una catena alimentare favorevole ai cetacei. Nell'area del Santuario dei Cetacei si stima una presenza di 1 migliaio di balene, 30-40.000 fra stenelle, tursiopi e delfini comuni, e ancora grampi, capodogli, zifi e globicefali, oltre a occasionali balenottere minori che in queste acque trovano le condizioni necessarie sia all'approvvigionamento del cibo sia alla riproduzione. Vista la presenza così elevata di cetacei del Mar Ligure, è quindi fondamentale salvaguardare il loro ambiente. Questo compito è svolto anche dalle aree marine protette terrestri e marini, come quella delle Cinque Terre, che si affacciano su questo tratto di mare che contribuiscono a regolare quelle attività come il traffico nautico, pesca e turismo che possono arrecare danni o disturbare i mammiferi marini. Ma ora parliamo del regolamento recante la disciplina delle attività consentite con l'apertura parziale della zona A. La zona A di riserva integrale comprende i tratti di mare prospicienti la costa di Punta Mesco e il tratto di costa di Capo Montenegro. In zona A, oltre alla ricerca scientifica, sono possibili la balneazione da terra e da mare senza l'impiego di pinne, calzature e guanti, a nuoto o con natanti a remi, in base a un regime di turnazione e contingentamento.
La navigazione autorizzata è natanti a remi, a pedali, a vela o a propulsione elettrica a velocità non superiore ai 5 nodi. La zona B di riserva generale comprende il tratto di mare circostante la zona A di Punto Mesco e il tratto di mare circostante la zona A di Capo Montenegro. In zona B sono autorizzate le seguenti attività: la navigazione a motore ai natanti, ad eccezione delle moto d'acqua o acquascooter o mezzi similari, a velocità non superiore a 5 nodi. Le visite guidate e le attività dei centri di immersione con ormeggio negli appositi campi ormeggio installati dal medesimo ente parco. L'esercizio della piccola pesca artigianale e la pesca sportiva sono riservati ai residenti dei comuni ricadenti nell'area marina protetta. Le visite guidate subacquee e le immersioni subacquee. La zona C di riserva parziale comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro dell'area marina protetta. Nella zona più esterna sono consentite la balneazione, la navigazione a vela o a remi, la navigazione a motore ai natanti, ad eccezione delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, e alle imbarcazioni a velocità disciplinata in funzione della distanza dalla costa, il trasporto passeggeri e le visite guidate e le attività dei centri di immersione a velocità disciplinata in funzione della distanza dalla costa. L'ormeggio deve essere autorizzato dall'ente parco negli appositi campi ormeggio installati nel medesimo ente parco. È possibile l'ancoraggio se autorizzato, è possibile l'esercizio della piccola pesca artigianale, l'attività di pescaturismo autorizzata, riservata alle imprese aventi sede legale nei comuni ricadenti dell'area marina protetta, alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo. La pesca sportiva con la lenza e canna, autorizzata dall'ente parco e riservata ai residenti dei comuni ricadenti nell'area marina protetta. La pesca sportiva con nasse e palamiti, con un numero di ami a persona non superiore a 70, con limite massimo di 200 ami a imbarcazione, autorizzati dall'ente parco e riservati ai residenti dei comuni ricadenti nell'area marina protetta. La pesca sportiva con lenza e canna, autorizzata dall'ente parco, ai non residenti. Le visite guidate subacquee e le immersioni subacquee collettive. Le immersioni subacquee individuali, autorizzate dall'ente parco. Ma ora parliamo dei punti di immersione della bellissima area marina protetta delle Cinque Terre. Proprio sul confine del Parco Nazionale delle Cinque Terre c'è lo scoglio ferale, dalla forma a forma di tronco di piramide, ad un centinaio di metri dalla costa di Schiara e dall'omonimo paese aggrappato alla montagna, facilmente riconoscibile per la croce sulla cima. Lo scoglio rappresenta uno dei pochi macigni rimasti lungo la costa di Tramonti. Gli altri, infatti, sono stati spostati dall'uomo per andare a costruire il baluardo difensivo del tracciato ferroviario delle Cinque Terre. Solitamente si ormeggia al gommone su un fondale di 5-6 metri sul lato est dello scoglio. La morfologia del fondale, nei primissimi metri, rispecchia la parte aerea dello scoglio. Ci sono tante spaccature verticali che corrono lungo la parete che degrada, con delle piccole cigliate fino ad arrivare alla sabbia, e a qualche piccola zona di posidonia oceanica. Numerosi anche i massi ricoperti da bellissime spugne arancioni. Dirigendosi verso il mare aperto, invece, si raggiunge la massima profondità. Sul lato esterno dello scoglio sono numerosissimi i ventagli di leptogorgonia, in tutte le varietà cromatiche. È facile incontrare saraghi, dentici, salpe, e non è così raro incontrare banchi di barracuda. Non mancano gli avvistamenti di gronghi e murene, che trovano rifugio nei numerosi anfratti così come i polpi. In zona A, invece, dell'area marina protetta delle Cinque Terre, a Capo Montenero, nel borgo di Rio Maggiore, l'immersione più particolare è quella della Secca delle Aragoste, che è posizionata al largo di Punto Montenero. Dal Gavitello ci dirigiamo verso il mare aperto e dopo una pianeggiata di circa 10 minuti incontriamo una secca, dove possiamo ammirare una moltitudine di aragoste di notevoli dimensioni, soprattutto nel periodo quando l'acqua superficiale è più calda. È facile trovare esemplari di astice dentro le tane di aragoste. Oltre alle aragoste, la secca è famosa anche per i suoi grandi ventagli di gorgogna bianca. Al rientro sono numerosi gli incontri con pesci di passo, come ricciole e dentici. Ad 1,5 miglia al largo di Rio Maggiore c'è il famoso relitto della motovedetta Equa, che era un cacciasommergibili costruito nel 1929 di proprietà della società armatrice Partenopea
di navigazione con sede a Napoli. Fu requisito dalla Regia Marina il 13 maggio del 1940 ed affondò il 10 giugno del 1944 a seguito di uno speronamento da parte di un'unità tedesca a quasi 2 miglia da Punta Montenero. Lungo circa 45 metri, il cacciasommergibili si trova adagiato in assetto di all'esterno dello scafo ci troviamo a una quota di 39 metri. Proseguendo verso la prua, lungo la murata di sinistra, si trova la parte più interessante. Il primo incontro è con una mitragliera completa di torretta adagiata a sinistra della coperta. Andando avanti sul ponte possiamo ammirare un cannone antiaereo, perfettamente conservato, davanti al quale si trova un bellissimo argano. Girando attorno al cannone si prosegue verso poppa, sul lato di dritta della nave, dove possiamo passare attraverso quello che un tempo era un corridoio che ci porta al centro della nave, dove spezzoni di una grossa rete da peschereccio offrono protezione a una grande varietà di animali marini. La struttura della nave è ancora molto solida, considerando che si trova sul fondo da circa 60 anni. Inoltre si possono ammirare ampie colonie di anemoni gioiello, aragoste, castagnole, spugne e ostriche. Anche se ne abbiamo un po' accennato in precedenza, ora parliamo delle disposizioni generali per la pesca sportiva in area marina protetta delle Cinque Terre. La pesca subacquea in apnea è vietata in tutta l'area marina protetta e la detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea è consentito solo previa autorizzazione dell'ente parco ed esclusivamente alloggiandoli all'interno di appositi contenitori ermeticamente chiusi. Nella zona A è vietata qualunque attività di pesca sportiva. Nella zona B invece è consentita, previa autorizzazione dell'ente parco, la pesca sportiva riservata ai residenti con i seguenti attrezzi: con bollentino dall'imbarcazione con una canna mulinello a non più di 2 ami, con un massimo di 2 canne singole fisse o da lancio o lenza da terra a non più di 2 ami, con lenze da traina con non più di 2 canne a imbarcazione, con totanara o polpara con o senza esca limitatamente al periodo dal 15 ottobre al 15 di dicembre. Nelle zone B e C è consentita, previa autorizzazione dell'ente parco, un prelievo cumulativo giornaliero di pesce o molluschi fino a 3 kg per persona e comunque non superiore a 5 kg per unità navale, nel caso in cui a bordo vi sia più di una persona, salvo il caso di singoli esemplari di peso superiore, ai residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta. È consentito ai residenti, sempre previa autorizzazione, un prelievo cumulativo giornaliero di molluschi bivalvi e gasteropodi a scopo di esca fino a 2 kg per persona. Nella zona C, ai residenti è consentita, previa autorizzazione, la pesca sportiva con i seguenti attrezzi: con bollentino dall'imbarcazione, anche con canna e mulinello, a non più di 2 ami, con un massimo di 2 canne singole fisse o da lancio o lenza da terra a non più di 2 ami, con lenze da traina con non più di 2 canne a imbarcazione, con totanara o polpara con non più di 2 totanare a imbarcazione, limitatamente ai periodi determinati con provvedimento dell'area marina protetta, con palamiti con numero di ami a persona non superiore a 70, con limite massimo di 200 ami a imbarcazione, con una nassa nel periodo dal 1 luglio al 31 agosto, se munita del contrassegno identificativo rilasciata dall'ente parco al momento dell'autorizzazione. La pesca sportiva ai non residenti nei comuni può essere autorizzata nella zona C con un massimo di 2 canne o lenze da terra a non più di 2 ami. Io sono Temossi Giorgio, questo è il mio canale Ligurian Fishing Adventure. Per chi si fosse perso le altre perle meravigliose della Liguria, io vi consiglio di andare a vedere nei video del canale, andatevela a cercare perché sono gioielli unici che dobbiamo assolutamente preservare.